Electrolux, ora è il turno dei lavoratori. Nel pomeriggio l'accordo è stato ratificato alla presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Dopo oltre 6 mesi di vertenza, gli esuberi scendono a 500 dai 1000 inizialmente previsti, con uno stop ai licenziamenti fino al 2017 e il via ai contratti di solidarietà. Definita la faccenda nei palazzi, però, si scende in fabbrica e si va alle urne. Ora gli occhi sono tutti puntati qui. Aspettiamo, non abbiamo visto niente ancora, aspettiamo fino a domani. Non possiamo dire niente perché le assemblee devono ancora farle. Speriamo bene. È già un traguardo essere raggiunti ad un accordo. In parte sollevati, ma ancora preoccupati, comunque in attesa di sapere le condizioni e di conoscere i dettagli del piano. Il 19 maggio nello stabilimento di Porcia e il 20 nello stabilimento di Susegana si terranno le assemblee, il 20 e 21 il referendum. Ma sono già noti quelli che potranno essere i principali nodi da sciogliere, fra tutti l'aumento della velocizzazione delle linee. L'unica cosa è il discorso appunto della velocizzazione delle linee, che è quello più che altro che non, perché già siamo saturi, tenendo presente anche l'età media delle persone, che siamo tutti sopra i 40 anni, quindi abbiamo già dato tanto. A quanto noto l'accordo prevede che ciascun lavoratore produca più pezzi di oggi, si dovrebbe passare dalle 720 alle 800.000 unità mensili e poi si parla della riduzione delle pause e così l'esito del referendum al momento non è poi tanto certo. È da vedere, insomma, più di tanto non mi sbilancio.